Buon pomeriggio amici e amiche di Sportisili, qui un saluto da Marco Genduso per commentarvi questa bellissima partita valevole per la 20esima giornata e ultima del campionato di Serie C1 Girone A tra Palermo Calcio 5 e Sporting Alcamo. Il 15 aprile 2023 dunque la stagione di entrambe queste due formazioni andrà a terminare e ci immaginiamo che queste due società vorranno concludere questo campionato per entrambi, sia da una parte che dall'altra, un campionato comunque abbastanza ottimale con tante belle partite. Intanto le squadre stanno entrando e si stanno dirigendo verso la zona media del campo, ma noi stiamo parlando di quindi quanto questa partita possa essere importante ai fini della classifica. Potrebbe non esserlo, ma non dobbiamo chiaramente farci forse un po' anche abbindolare dalla posizione in classifica che vede il Palermo Calcio 5 che si situa al 10° posto in classifica con 22 punti. Gli applausi da parte del pubblico di casa, sempre molto presente con il rosanero, assiste a questa ultima partita. Ma parliamo appunto della classifica perché effettivamente la classifica potrebbe non dirci nulla. Il Palermo Calcio 5 c'è salvo in diverse giornate, ha comunque garantito questa salvezza e la permanenza per un altro anno nel campionato di Serie C1. Però dall'altra parte abbiamo lo Sporting Alcamo, una squadra che al momento si trova al 5° posto data la vittoria di ieri del Tiki Taka, che potrebbe però arrivare quarto, una posizione che fondamentalmente per quest'anno potrebbe anche in realtà essere quasi inutile, perché non servirebbe ai fini dei playoff in quanto questi non verranno realizzati. Quindi una vittoria di Pirlo forse possiamo parlare per la Sporting Alcamo, che però potrebbe volere vincere questa partita e giocare con tanta consapevolezza per guadagnare questo quarto posto, che sul campo ovviamente potrebbero anche meritare. Questo chiaramente potrebbe dare anche per il prossimo anno tanta consapevolezza e forza ai ragazzi oggi in trasferta, forse per tentare qualcosa in più in quella che sarà la prossima stagione. Nel frattempo i tutori di gara stanno controllando le due reti, uno per parte. Già la formazione vediamo Monteleone, Rocca, il capitano, poi con la maglia numero 10 Francesco Perrino, che potrebbe completare Sergio Lopez. Nella maglia numero 21 dall'altra parte invece c'è Daricca, Tuzzolino, Marretta, D'Antoni e probabilmente Fabio Mineo comporrà il quintetto iniziale che inizierà proprio dal primo minuto. D'Antoni sono subito molto carico, grande successo. Nel frattempo tanto vento, c'è anche grande sole, però il vento non manca in questa bellissima giornata che ci aspettiamo ci possa regalare una grande partita tra due formazioni che si conterranno quindi questi 3 punti. In porta nel frattempo per lo Sporting Alcamo il giovanissimo Gabriele Garronda, la maglia numero 16 per lui, classe 2007, insomma carta d'identità anche, recita questo dato molto importante. Noi ci aspettiamo per lui tante emozioni chiaramente, ma se il tecnico lo ha scelto per partire dal primo, chiaramente avrà dato delle motivazioni, avrà dato anche durante gli allenamenti delle risposte importanti. Intanto inizia la partita, primo pallone per lo Sporting Alcamo che scarica subito dietro e prova a giocare immediatamente il pallone. Lopez, Monteleone, vice capitano. Lopez può puntare, Parrino vuole girarsi, Lopez alza questa palla rischiosa perché c'è comunque Fabio Mineo subito pronto a pressare, lui che per ricordare forse una partita molto cara ai tifosi della formazione rosanero contro il Cus Palermo. Dai suoi piedi sono iniziate diverse azioni che poi sono anche concretizzate. Una partita impressionante quella di Fabio Mineo, chiaramente per tutti coloro che seguono il Palermo Calcio 5 ormai da diversi anni sanno che il nome Mineo è un nome abbastanza conosciuto e importante per questa maglia. Intanto passaggio molto rischioso, Parrino vuole puntare Daricca, può calciare, poi Tuzzolino raddoppia, riesce a conquistare il pallone, rischia un poco Daricca, Marretta, adesso Tuzzolino può ripartire il Palermo dopo soltanto un minuto. Il velo di Mineo, che forse si aspettava questo inserimento alle spalle da parte di Marretta, che però non è arrivato. Dunque tutto da rifare, Sporting Alcamo che conquista il pallone, fa rientrare con il destro. Si trattava di Castro Giovanni, Sergio Lopez vuole il destro, vuole calciare, buca D'Antoni e fa 0-1. La sblocca subito lo Sporting Alcamo con questa giocata dopo soltanto un minuto da parte del
giocatore, il maglia numero 21, Sergio Lopez Cabrera, che si sblocca immediatamente al primo tiro, fondamentalmente che è arrivato dalle parti di Giacomino D'Antoni, ed è Palermo 0, Sporting Alcamo 1, dopo soltanto 1 minuto e 42. Daricca prova subito a esplodere con la sua tecnica sopraffino. Per lui una grande stagione. Ci si aspettava questa stagione da Vincenzo Daricca, dotato di grande qualità palla al piede. Forse deve migliorare qualcosa dal punto di vista dei gol, farne qualcuno in più, ma chiaramente non ne ha fatti pochi, ma un giocatore così determinante, vista anche l'età, chiaramente ci si aspetta sempre di più. Intanto Parrino viene fermato questa zona mediana del campo con Eminenti giusti calzettoni. Alle spalle, Marco, ce l'hai, La rimessa laterale. via. Parrino, Lopez ancora, e D'Antoni questa volta risponde presente sulla conclusione Sono 3 del giocatore. come sol. Diamo una svegliata. Aspetta, bravo. Rocca sbaglia tutto. Anzi, chiedo scusa, si trattava di Monteleone, non Rocca, in panchina. Monteleone si vuole ancora la meglio su Mineo e Daricca, è riuscito effettivamente anche ad avercela, ma con un rimpallo. Lopez centralmente, poi con la punta ci ha provato. Monteleone, Parrino in questa posizione di laterale, ma adesso ritorna, poi Castro Giovanni prende in pieno il capitano Marretta, lo scontro, il rimpallo. Daricca, Mineo, cambia tutto Marretta, adesso un po' di tranquillità. Tuzzolino. Parlavamo proprio durante la nostra intro quanto questa partita effettivamente dal punto di vista di questo campionato non dice nulla, tanto la conclusione provata da Lopez, che sta giocando una grande partita in questi primi 3 minuti. Parlavamo quindi della classifica per essere stati interrotti da questa azione dello Sporting Alcamo, come effettivamente dal punto di vista di quest'anno non possa cambiare veramente nulla con gli obiettivi già raggiunti, però non per il prossimo anno. Marretta, il dribbling su Castro Giovanni, rientra col destro Marretta, grande giocata sulla linea di fondo, subisce anche fallo il capitano rosanero. Sarà dunque calcio di punizione, l'ha conquistato il capitano, che torna dietro da Ricca, lo vuole chiamare in casa. Tuzzolino sul sinistro, può calciare adesso Tuzzolino, incrocia bene ma non basta questa volta il giocatore in maglia 6, una grande stagione anche per lui. Quest'anno sono arrivati gol importanti per lui, ma manca tra i giocatori oggi non convocati l'infortunio Vincenzo Sgarlata, che quando gioca con Tuzzolino è un Palermo Calcio 5 chiaramente a trazione anteriore, con una grande proiezione offensiva. Tuttavia però il Palermo comunque rimane il peggior attacco del campionato insieme alle Resuttana, ultimo in classifica, che oggi avrà una grande partita in contemporanea alle ore 5, quindi dunque durante questo match. Tanto Tuzzolino può puntare l'uomo, palla su Daricca, va giù con Monteleone che dice di no, guarda anche un po' il direttore di gara, forse lui stesso probabilmente pensava di aver commesso fallo, ma per sua fortuna il direttore di gara non ha fischiato nulla. Intanto sbaglia il pallone Castro Giovanni, ma parlavamo quindi della zona gol del Palermo Calcio 5 con il peggior attacco, 55 gol fatti, forse 66 quelli subiti, e in questo caso invece si tratta però di una dei dati migliori del campionato, perché il Palermo Calcio 5 si tratta quinta migliore difesa. Intanto Daricca salta tutti, Daricca con la punta, poi ancora Daricca, ma rimane lì sulla linea, viene salvato da un attimo intervento da parte di Garonna, ma qui Vincenzo Daricca si è acceso, e quando Vincenzo Daricca si accende, insomma, sono veramente guai per tutte le difese. Ha fatto vedere una grande azione con tutta la sua tecnica, è rientrato anche sul sinistro, poi calciato con la punta col destro, poi Daricca qui sbaglia, Lopez rientra e ancora Daricca vuole concludere la stagione al meglio il giocatore in maglia 21 Marretta. Tuzzolino, è stato un po' rischioso, non è il primo però. Daricca, Tuzzolino si gira con la suola, fa un grande lavoro. Daricca non aveva creduto in questo taglio, effettivamente era una grande palla, però il 21 questa volta non aveva seguito
Il Tuzzolino era molto intelligente. Lopez buca l'intervento, Monteleone ancora Lopez di prima, esce molto bene, poi Castro Giovanni va sull'anticipo, Marretta non riesce, Castro Giovanni, poi Marretta ancora una volta quando cerca di saltare il capitano Rosanero, veramente un'impresa difficilissima. Parrino, Lopez, Monteleone, buon inizio di gara per lui, poi Lopez salta Mineo con l'esterno, Monteleone, D'Antoni e poi Ishimoda ma rimane ancora lì da terra, rischia un poco che il braccio era comunque vicino, ma si salva il Palermo. Da Ricca, Tuzzolino di prima, palla geniale per Mino che la mette giù Mineo e poi Garonna blocca tutto, ma che palla di Tuzzolino senza guardare probabilmente. Intanto il primo cambio con dentro Salvo David al posto di Tuzzolino, dove cambia nel laterale. Saliamo, li facciamo ragionare, forza, ancora. Poi David cerca di pressare immediatamente, conquistare il pallone. David, Monteleone lottano i due. David che conquista anche il calcio d'angolo, poi un chiataccio da parte di David a Garonna. Ha lontano il pallone, ma forse per dargli il calcio d'angolo, insomma, per perdere tempo. Mineo, tutta sbagliata questa volta del 12 e Garonna fa ripartire subito Castro Giovanni, che può partire sulla velocità, vuole rientrare David, perfetto, ed è un ingresso in campo da parte del 30. Perfetto. Parrino. Ma la conclusione su D'Antoni che va sul primo palo, poi Parrino col colpo di testa. Non una giocata tipica del fondo del calcio a 5. Tanto dentro Russo, fuori Fabio Mineo. David. Russo, un grande lavoro da pivot. Tiene lontano, poi sbaglia. Marretta. Schiantando sul Parrino, poi ancora Russo che può puntare. La difesa sguarnita, salta anche Monteleone, ma non arriva dalle parti di Garonna. Monteleone, vediamo intanto due formazioni abbastanza aperte che stanno pensando tanto ad attaccare, forse un po' meno a difendere. Intanto uno scontro molto pesante con l'ingresso in campo invece di Cristian Hernandez Rosales. Castro Giovanni ha preso una brutta botta, dopo il cambio con il fuori da Ricca, dentro Vincenzo Rizzuto, fuori anche Marretta, dentro Andrea Lupo, insomma Mister Lo Piccolo sta cercando forse di fare girare un po' tutti quest'ultima partita della stagione del campionato del Palermo Calcio 5. A parte D'Antoni sono usciti praticamente tutti dal campo e chiaramente Garonna dall'altra parte con il Perrino, Castro Giovanni e Monteleone. Lupo, Rizzuto gioca con la suola, cerca Lupo e lo trova, poi Rizzuto guadagna la rimessa laterale, sarà in possesso ancora Rosanero con Rizzuto che si appoggia sul Lupo, poi scivola su David e si crea l'azione Rosanero. Lupo rientra, cerca Russo, lo trova con l'esterno, Lupo di ritorno, poi chiude Monteleone rischiando tantissimo, infatti Garonna non è andato sul pallone, dunque calcio d'angolo Rosanero con David, ma anche Rizzuto che è vicino alla bandierina. Ma C'è Andri! Minuto 10 di gioco, palla ancora una volta battuta esattamente nella stessa maniera di Mineo, che però ancora una volta non ha dato nessun esito. David, Rizzuto, David, il velo, poi ancora per Russo e poi David buca l'intervento. Stava calciando con il sinistro, ma è arrivato forse leggermente in anticipo sul pallone. Poi Parrino parla con il proprio tecnico, forse su qualche marcatura non ottimale in fase difensiva. Monteleone si appoggia da Castro Giovanni, ancora Monteleone, sale in pressione Russo e sale anche Lupo. Adesso è Rizzuto a fare il centrale, dunque Lupo che gioca come laterale destro, ma un laterale abbastanza bloccato con David, chiaramente punterà maggiormente, anche se in questo momento Lupo si trova un po' più avanti rispetto a David. Adesso invece è Rizzuto a salire con Lupo che invece ha tenuto la centrale, ma era chiaramente durante la marcatura, però adesso vediamo come Rizzuto si è allontanato, dunque Rizzuto ovviamente il laterale. Lupo, minuto 11 di gioco, ancora 49 minuti. Palla per Lupo col destro, cerca di calciare, non ci arriva. Poi una buona idea quella di Rosso. Il centro Lupo, il centro Lupo.
Castro Giovanni. Via, 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 via. Rosales vuole rientrare sul destro, può calciare, poi Stefano sul sinistro, Lupo è un osso duro, poi raddoppia anche Rizzuto, vanno a terra tutti, ma si continua, tutto regolare, intanto continuano a muoversi sulla panchina rosanero diversi giocatori, ci saranno tanti cambi volanti probabilmente. Poi calcia Rosales, deviazione, palla in rimessa laterale con Tantoni che la blocca, ma chiaramente dopo che la palla si fosse eliminata fuori. Questa laterale battuta rapidamente, Rosales, Monteleone, poi con un tocco un po' forse fortunoso, Castro Giovanni, Rosales vuole il destro, punta, lo salta, Rosales! È un gol bellissimo per lui, l'esultanza del 0-2 risultato. Bellissimo il gol di Rosales che salta secco Russo e poi batte D'Antoni bucandolo sotto le gambe, 0-2, minuto 12 di gioco. Ed effettivamente nella nostra intro abbiamo parlato di una partita che dal punto di vista della classifica non può regalare nulla quest'anno, ma per il prossimo chiaramente sì, perché arrivare al quarto posto quest'anno per lo Sporting Alcamo significherebbe avere anche una PIL maggiore dal punto di vista chiaramente di qualche acquisto che potrebbe essere fatto, o comunque anche sempre sui giocatori stessi, perché fa capire come effettivamente la stagione sia andata molto bene, quarto posto, manca forse quel piccolo plus per tentare di rifare nelle zone ancora più alte, forse le prime tre. Monteleone non fa girare Russo, Palermo Calciacipe che non sembrerebbe essere in partita, chiaramente chi ha da perdere è lo Sporting Alcamo piuttosto che la formazione di Mister Lo Piccolo, che ha già ottenuto una salvezza e anche una vittoria oggi dell'Isola la aggancerebbe comunque a quota 22, ma non andrebbe a superarlo. Palermo è sopra all'Isola, intanto Russo, D'Antoni, lancio in avanti con la testa, palla viene toccata da parte di Rosales, poi Parrino, vuole il destro, calcio adesso D'Antoni, una grande parata, poi Lupo per Russo, può ripartire il 19, rientra, si è fermato benissimo, adesso Lupo con l'esterno, Rizzuto, fascia destra per Lupo, ha cercato questo inserimento ma non è arrivato, ancora una volta Lupo li compie questi movimenti, viene anche servito. Tanto è entrato in campo il capitano Salvatore Rocca, ritorno Rocca, poi vede il compagno Rosales, tocco al centro per i compagni, però non arriva nessuno, si salva dunque il Palermo Calciacipe. A quel tempo è stato fatto un fallo, viene cumulato, invece no, chiedo scusa perché time out, non ho visto il movimento da parte del direttore di gara, dunque time out dopo 14 minuti, siamo praticamente a metà primo tempo, risultato di 0-2 per lo Sporting Alcamo. Per chi si fosse sintonizzato in questo istante, il gol, il secondo da parte di Rosales, il primo invece è stato realizzato da Sergio Lopez, due giocatori che si trovano in stessa posizione. Rosales è vero l'ha fatto dalla fascia destra, mentre invece Lopez dalla sinistra, ma Rosales comunque parte anche lui largo a sinistra, insomma è stato anche il cambio per il compagno in maglia 21 Sergio Lopez Cabrera. Una grande partita, d'altra parte Palermo non ha attaccato molto, una delle cose più importanti è sicuramente quella capitata tra i piedi di Giovanni Tuzzolino, che ha cercato di incrociare, ma comunque Garonna prontissimo a rispondere, ha coperto anche bene il palo. Poi chiaramente non bisogna mai dimenticare l'occasione capitata tra i piedi di Vincenzo D'Anicca, entrato magnificamente, ma poi si è dovuto arrendere alla doppia respinta parte della difesa prima di Garonna, poi parte la difesa ospite. Intanto si ritorna in campo dopo un piccolo break con Lupo e David. Rizzuto, Russo si gira benissimo, Russo calcia con la punta e non la tocca Garonna, ma va vicinissimo al gol Russo. Alza palla Rosales, la tocca David, Parrino guarda la porta, può calciare poi due volte, Lupo e Rizzuto buttano bene i due difensori. Adesso può ripartire Russo con la suola, vuole rifarsi dopo l'occasione precedente. Rizzuto può puntare adesso, Rizzuto sul testo, può calciare, Rizzuto calcia, stringe un po' troppo il suo interno collo, palla che termina fuori. Grande azione del Palermo.
sta per entrare Vincenzo D'Alicca, è prontissimo il 21, ma al posto di chi? Rizzuto fa un grande lavoro, comanda il pallone, vuole fare tutto solo, casca giù in mezzo a due, sandwich, calcio di punizione, grande giocata di Vincenzo Rizzuto. La calcio di punizione con la distanza che viene chiamata immediatamente da Andrea Lupo, così non era stato nel match contro il Cus Palermo, tanto fuori da dentro Tuzzolino, cambio, questo non ci aspettavamo in realtà, da lì stava giocando bene, ma ha imparato bene la partita, poi si è un po' spento, Lupo infatti aveva bucato il portiere Burrione del Cus Palermo, gara del turno infrasettimanale, verità proprio dalla formazione in maglia rossa e nera. Calcio di punizione, c'è Tuzzolino preso punto di battuta, vorrà calciare lui. Tuzzolino col destro, battuta potentissima. Magaronna blocca e poi guarda attentamente Rizzuto per tentare di non rinviare proprio sulle sue gambe. Tuzzolino, gioco di prestigio, ma Lasciamo giocare, Gioia, per favore. Dai Alberto! Lotta! Su! Forte! rischia Lopez, poi si appoggia saggiamente da Garon che invece prende controtempo Monteleone e adesso Palermo deve cercare invece di alzare proprio baricentro, di attaccare sull'impostazione la formazione ospite. Russo vuole girarsi, si gira ma il pallone non passa, poi calcia adesso, chiude troppo sul primo ma sta flirtando con il gol adesso Russo. Siamo più stretti. Ok. Ora Giova! Pressione molto alta di Tuzzolino che riesce anche a rubare palla. Tuzzolino per Russo e si divora il gol. Questa volta ancora più piotta l'occasione e la terza per Russo, ma questa chiaramente è stata la più importante per il numero 19 che di punta. Vedo malamente, Rizzuto fa un grande lavoro di recupero, poi lascia lì il pallone e torna dietro da Lupo. Tuzzolino di prima, Rizzuto, poi Monteleone. Lupo, Tuzzolino, vuole il taglio alle spalle di Rizzuto che però non viene servito. Lupo, Russo, Lupo, Rizzuto, giocando benissimo il numero 8. Rimessa Palermo. Forse ai punti in realtà Palermo potrebbe anche meritare in realtà un pareggio viste le occasioni soprattutto capitate di piedi di Russo. Tuzzolino fa un grande lavoro qui di tecnica. Lupo, Rizzuto, Basta! Lupo, Giochiamo! Raga. Rizzuto, Tuzzolino può puntare con l'esterno, ancora Russo, si gira, lotta e poi è anche fortunato perché l'ultimo tocco è di Monteleone. Rizzuto, Lupo rischia un poco con l'esterno ma si appoggia bene da Russo che fa un grande lavoro, anzi chiedo scusa perché Tuzzolino poi sfidato numeri 6 con il capitano Rocca, chiama meglio e ferma il suo avversario. Ancora una volta passaggio a rischio di Tuzzolino che poi verso di noi. La nostra fortunata posizione privilegiata. Messa laterale. Ne hanno due là. Una. Aspettate un minuto. Marino, c'è un po' di confusione. I ragazzi si devono riscaldare, se possiamo. Perché se La palla, Bartolò! A posto. Alberto, vieni qua, mettiti la casacca assieme. Messa laterale dunque con Andrea Lupo sulle punte di battuta, ma anzi è uscito Russo ed è entrato D'Alicca. Sono qua. Quindi il cambio che è stato congelato in precedenza è arrivato adesso. Rizzuto, Tuzzolino per D'Alicca, l'anticipo netto da parte di Monteleone, quindi D'Alicca giocherà come pivot in questo finale di primo tempo. Mancano 9 minuti, ma vediamo se ci sarà qualche altro cambio. Mister Lo Piccolo continuerà così con questi 5.
Invece no, perché Muto lascia il campo a Marco Marretta, che invece prende posizione al centro della difesa. Da Ricca per Tuzzolino, palla stava quasi per passare, poi Rocca da Ricca crede su questo pallone e fa benissimo, poi anche Tuzzolino è scivolata. L'ultimo tocco però è del giocatore in maglia numero 6 rosanero, dunque messa dal fondo per lo Sporting Alcamo, che batte rapidamente da Lopez, adesso su Parrino che prova a girarsi con la punta, sbaglia tutto, e Tuzzolino che stava per arrivare sul pallone ma non ci arriva per una manciata di centimetri. Poi l'anticipo ancora di Da Ricca, è molto puntuale, Tuzzolino salta l'uomo, Tuzzolino col bellissimo con la punta al minuto 22, la riapre per uno calcio a 5, la riapre con il solito Giovanni Tuzzolino all'ennesimo gol della sua stagione. Vuole concludere questa annata meravigliosa sia dal punto di vista realizzativo ma anche personale, dal punto di vista proprio di tecnica, dribbling, assist e grandi giocate, perché ha fatto veramente una grande stagione e lo sta dimostrando anche quest'oggi, in questo pomeriggio contro lo Sporting Alcamo, squadra che al momento classifica si troverebbe al quarto posto. Da Ricca Rizzuto, Tuzzolino, D'Antoni in avanti, palla lunga, poi il raddoppio della difesa. Da Ricca la mette giù con il petto molto elegante, poi si perde qualche tempo di gioco. Marretta, anche il tecnico lo picco, dicevo cosa al suo gioiello, maglia numero 21. Tuzzolino cambia tutto, Rizzuto, Da Ricca di prima per Rizzuto, palla che non passa però è comunque rimessa dalla zona offensiva per il Palermo calcio a 5 con Tuzzolino che calcia, Garonna respinge, decisamente più pericoloso Tuzzolino. Rizzuto, Lopez, poi la scivolata Parrino, ancora Lopez, ancora Parrino, che gol hanno fatto lo Sporting Alcamo, una giocata bellissima di squadra sul momento migliore del Palermo calcio a 5, colpisce con il tris la formazione ospite con la scivolata di Rizzuto che non è riuscito a fermare le avanzate di Lopez e Parrino, che si sono scambiati la palla più volte. Palermo calcio a 5 che agisce forse come un tergicristallo, palla in rete. Gol dell'1-3. Tuzzolino con la punta, forse un misto alla punta all'esterno, quello proposto dalle giocatori, detto americano con time out, quindi piccolo break. Adesso si riposeranno un attimo. Allora ragazzi, che ha trovato il gol il discorso è ancora molto del tris. È normale che quando viene questa non possiamo stare con la parte in mezzo che resta fuori. Quindi anche se si rischia, ma dobbiamo salire tutti. Non interessa che la parte centrale non deve essere lasciata mai. Inizialmente la formazione Anche perché come vedete appena prendono questa parte centrale e noi siamo irritati. I padroni di casa sfruttando un'azione incredibile. Così come è successo. La partita attenzione su questo. i due giocatori più offensivi, Sergio Lopez e Parrino, che scrive giù nel tabellino. Il suo compagno era già iscritto, però sotto la nota dei gol realizzati entra anche in quella invece degli assist, insomma. Grande partita per lui, numero 21, Sergio Lopez. Ancora non c'è niente, sono passati 24 minuti, abbiamo Invece al minuto 25 di questa partita mancano 5 minuti. Poi sarà fine primo tempo e poi secondo tempo con i secondi 30 minuti di gioco. Intanto Pentolina pronta con Lupo che potrebbe entrare in campo, ma vediamo perché sta contenendo il suo riscaldamento. Lopez alle spalle fa più, vuole rientrare su Tuzzolini, poi Rocca sbaglia e poi Mineo calcia, tanta potenza, chiede anche una deviazione che viene anche ravvisata da parte del direttore di gara, calcio d'angolo con Mineo che ancora una volta sempre molto utile, questa volta la presenza di Da Ricca. Mineo invece ha calciato con tanta potenza, non ha tolto la porta, ma ha tolto la deviazione. Mineo palla secondo palo, Parrino attacca con l'esterno, poi Rocca, Parrino non ci arriva. Secondo errore consecutivo per il capitano. Tuzzolino con l'esterno. Marretta. Ecco Mineo, proprio una delle sue solite magie. Poi Rocca con tanta esperienza e astuzia. Con un calcio di punizione. Due falli per parte. Mineo frenato praticamente sulle gambe del capitano dello Sporting Alcamo.
in mezzo. Parrino. Via. Continua. Azione di Mineo. Poi Lopez, le finte su Tuzzolino, lo salta, ma Tuzzolino rientra benissimo. Riesce anche a arpionare il pallone, ma non a tenerlo. Partito di Marretta, Darica, salta, secca l'avversario, Darica, un 3 contro 1, Darica, palla al centro, Lopez allontana, poi la palla è uscita anche fuori, sarà dunque calcio d'angolo, azione straripante da parte di Vincenzo Darica, che su quella fascia sta facendo una grande partita. Tuzzolino sbaglia, che viene anticipato da Parrino, che si trova contro D'Antoni, e poi forse un passaggio verso Lopez che non arriva. 4-1, poche dello Sporting Alcamo, una magia assoluta di Alessandro Parrino, gol bellissimo contro D'Antonio. Bisogna forse rivedere questo tocco di Parrino e capire se effettivamente è stato un dribbling, un'azione, una giocata da parte del numero 10 o se invece è stato forse un passaggio che poi in realtà non è mai arrivato. Fatto sta che comunque il risultato adesso cambia e cambia ancora con il punteggio di 1-4. Un po' di sconforto adesso per gli uomini di casa che si ritrovano sotto i 3 gol. Tanto forse è un po' bugiardo dato ciò che stiamo vedendo in campo, anche se Sono qua con voi, raga, occhio alle braccia. abbiamo avuto tante occasioni, soprattutto sullo 0-2. Mineo si riconquista la palla, tutto regolare, doppio passo. Marretta, poi Darica può anticipare per l'ultimo tocco di Castrogiovanni, poi Fabio giù, alle spalle Darica. Darica si infuria, voleva questa rimessa tale che però non è stata ravvisata. Intanto D'Antoni in anticipo, addirittura cerca di battere il proprio collega Garonna, chiedo scusa. Rocca, Parrino di prima, grande idea questa su Castrogiovanni che può vedere ancora Parrino. Servello non è arrivato, quindi il numero 10 che sta giocando da 28 minuti e 40 secondi, insomma dall'inizio della partita, senza mai fermarsi. Darica, Mineo, guarda la porta, può calciare, poi cerca Tuzzolino che viene anticipato da Castrogiovanni. Marretta, ancora Tuzzolino che può rientrare sul suo destro, viene fermato ancora una volta da Parrino, poi Mineo calcia, mettendo un po' tutti d'accordo, ma direttamente tra le braccia di Garon. Poi l'anticipo di Mineo che però non arriva a buon fine, però comunque infastidisce, recupera il pallone Palermo. Tuzzolino danza, Marretta, c'è lo spazio, potrebbe calciare, invece preferisce aprire. Mineo rientra al destro, calcia Mineo, pallone indirizzato verso la porta ma che viene fermato dall'ottima muraglia difensiva blu dello Sporting Alcamo. Darica su Mineo. Darica, doppio passo, vuole il sinistro, viene fermato per la sterzata, cerca di rientrare ancora da parte del 21. Mineo, Marretta, Mineo, sbaglia ancora il tocco centrale con Parrino che dà veramente tanto fastidio. Parrino ancora resiste, Parrino! Ed è tripletta personale per il 10, ne fa 3 ed è 1-5 Manita. Forse è risultato abbastanza largo per il Palermo calcio a 5 che non sembrerebbe essere entrato in partita, forse anche complice il fatto di trovarsi alla 26esima giornata di campionato, l'ultima. Marretta lascia il campo, entra Murillo, entra anche Lucchese, dunque gente giovane, nuove leve del Palermo calcio a 5 per mettere minuti e esperienza. Una partita comunque, ripeto, non importante per la classifica, ma che comunque può regalare ancora qualcosa e può dire sicuramente e dare delle informazioni che potrebbero essere abbastanza interessanti. Intanto Murillo, Lucchese, Murillo, Mineo, adesso un quintetto abbastanza giovane con D'Antoni, Lucchese, Murillo, Darica e poi l'unico uomo di esperienza Fabio Mineo. Freschezza e gioventù per il Palermo calcio 5. Darica nella sua posizione di Murillo, poi rischia Darica, La palla troppo tempo tra i piedi, troppo tempo. rischia veramente tanto Darica. Anche D'Antoni dice qualcosa al suo compagno. Lucchese vuole il centro del campo, lo ottiene, poi si appoggia con l'esterno. Mineo sempre molto elegante con la suola, vuole la sua posizione di compagno, lui vuole il destro,
poi si appoggia da Murillo che viene preso leggermente in controtempo, ma si appoggia saggiamente da Giacomino D'Antoni che poi restituisce il pallone proprio al compagno Lucchese. Forza, dai ragazzi. Murillo, Mineo, c'è largo Lucchese, riceve adesso il pallone, può puntare l'uomo, vuole cercare i compagni, c'era Murillo in questa posizione offensiva. Mineo, Lucchese, scende Murillo che riceve il pallone adesso un buon palleggio per i ragazzi rosanero. Con Murillo e Lucchese che cercano di trovare queste misure, ma intanto con questa azione termina anche il primo tempo, risultato di 1-5, risultato anche in precedenza forse un po' sonoro, un po' bugiardo, ciò che è stato visto in campo. Chiaramente un potenziale offensivo da parte dello Sporting Alcamo molto importante, si tratta infatti del quarto miglior attacco. Aggiungiamo anche un po' le statistiche perché da 94 gol realizzati siamo arrivati a quota 99, insomma chissà che non arrivi anche il gol del 200, la tripla cifra. Intanto noi vi salutiamo, vi lasciamo alla clip per l'intervallo e poi siete sempre connessi, sempre qui sul canale di Sportisili per il secondo tempo. Basta la freddezza dal dischetto di Calogero La Piana per consegnare 3 punti alla Pro Favara sul campo del CUS Palermo e 2-0 nella penultima giornata del girone A di eccellenza siciliana. Nel CUS di Zappavigna torna Di Salvo in porta assieme a Di Giovanni Terrasi Agliotto titolare. Dopo 8 partite Catalano invece ha di nuovo a disposizione Bossa e lo stesso La Piana, entrambi avevano saltato il match vinto contro il GLFC per squalifica. Sono proprio loro due a posizionare la strada in salita per i palermitani. Lancio di Bossa, Di Giovanni commette fallo sulla Piana e calcio di rigore. Va La Piana all'angolino basso, aveva intuito Di Salvo ma niente da fare al quinto minuto. 1-0 Pro, il CUS fa fatica a rispondere, Mustacciolo calcia su punizione centrale Pereire anche con un minimo di brivido. I giallo-blu spingono quando possono, triangolazione con Lupo, verticale per Graziano in posizione regolare secondo Azzolina di Caltanissetta, conclusione però passa per Di Salvo che respinge. Bossa in difficoltà, ne approfitta Fofana che decide di calciare subito esterno della rete. La Pro Favara vuole il raddoppio sui sviluppi di un angolo Rizzo da fuori, prende il palo, occasione gigante, ripresa che inizia sullo stesso stile, La Piana a puntare gli avversari, mette dentro serie di deviazioni, Fricano sulla traversa, secondo legno, sospiro di sollievo per Di Salvo, non per molto però, sale Lupo, lo ferma Piscopo anche in questo caso. Calcio di rigore e sono tante le proteste da parte del CUS. Di nuovo La Piana ancora in rete, 2-0 Pro Favara, sono 12 gol in campionato, il terzo su rigore per il classe 97. Il CUS ha ancora una chance regalata dagli avversari, pressing di Nuccio entrato dalla panchina su Eire, efficace per Fofana, l'ex Alba Alcamo serve stavolta Nuccio che spara alto da buonissima posizione per poter accorciare le distanze. Protagonista in positivo La Piana, lancia in profondità per Gambino alla terza presenza dopo essere stato svincolato a inizio stagione per motivi disciplinari. Il suo errore pesa meno, il CUS prova a dare una scossa anche con Taibi, rimane l'imprecisione nel finale. La Piana per Lupo, il centrocampista si accentra ma calcia basso per Di Salvo, 2-0 per la Pro Favara alla seconda vittoria consecutiva per un terzo posto sempre più al sicuro. CUS che torna a perdere, playout unico salvagente per mantenere la categoria. Benvenuto a Mr. Grimaudo e al suo staff tecnico. Obiettivo playoff centrato per il Lascari Cefalù, adesso lo possiamo dire nonostante la matematica già ci fosse. Molto probabilmente l'avversario del primo turno del playoff sarà il super giovane Castelbuono. Qualche parola da parte di Mr. Grimaudo, anche a nome del suo staff tecnico?
niente, sicuramente la cosa, a parte i playoff raggiunti, che è stato un grande traguardo, è stato anche importante finire questo campionato imbattuti, nel senso che da quando ci sono io, diciamo, non abbiamo fatto nessuna sconfitta, perciò siamo felici anche per questo, è normale. Ora ci aspettano i playoff, che noi sicuramente ci dobbiamo preparare per questa, non so se il cast è buono, come mi dici tu, comunque qualsiasi squadra sia, ci dobbiamo preparare bene, anche perché c'è tutto il tempo per preparare bene questa partita, però anche è normale che voglio fare un ringraziamento se tutto questo è successo anche al mio staff. Ho iniziato a preparare l'atletico Vignatti, Pasquale Di Scala il mio secondo, e preparato dai portieri Giovanni Lugo. Questo è importante soprattutto per l'allenatore e per uno staff. Infatti la crescita esponenziale delle prestazioni della squadra è molto merito anche da parte proprio dello staff tecnico, quindi un grande applauso a loro. Certo, sicuramente. Buonasera signor Rolando Fiduccia. Finale di stagione fantastico da parte dell'Ascari Cefalù, che prima dell'avvento di Mister Grimaudo si ritrovava praticamente penultimo, ultimo. E all'ultima giornata, praticamente a ridosso dell'ultima giornata di campionato, la squadra ha conquistato la matematica del terzo posto con tanto di qualificazione ai playoff, ma non è finita qui, perché ancora la squadra non ha finito di sfornare le sue grandi prestazioni, e quindi l'obiettivo è segreto, diciamo, ma credo che non siano finiti qui i sogni. Quali sono le proiezioni da ora fino al termine della stagione con la vista playoff? Allora, hai detto bene, siamo partiti un po' in sordina, anche se non ce l'aspettavamo, perché conoscevamo il gruppo, perché noi lavoriamo molto sul territorio. Siamo tornati live intanto per commentare questo secondo tempo di questa partita tra Palermo Calcio 5 e Sporting Alcamo, risultato di 1-5. Un risultato molto sonoro, abbastanza importante dunque per la formazione ospite, che si trova con 4 gol di vantaggio rispetto ai padroni di casa. Una gara che Palermo Calcio 5, discussione forse di qualche azione candidata a Russo, ma anche inventata soprattutto dalla brillantezza di Tuzzolino, non è arrivata tante volte a calciare verso la porta. Non si può dire che lo Sporting Alcamo abbia calciato tantissimo dalle parti di Giacomino D'Antoni, però quando ha calciato ha praticamente sempre trovato il gol. Insomma, si tratta quindi di cinismo assoluto da parte della formazione ospite. Sembra tutto pronto, intanto c'è un cambio tra i pali perché lascia il campo dunque Giacomino D'Antoni, che subentra Andrea Nicoloschi. Cambio tra i pali, inizia anche questo secondo tempo, la sfida tra Palermo Calcio 5 e Sporting Alcamo, con Daricca, Davi, Marretta e Russo come quintetto iniziale. All'altra parte vediamo Francesco Parrino, autore di 3 gol, una partita sensazionale. Castro Giovanni, in cui infatti riconquista anche il pallone, Rocca il capitano, e poi Rosales, autore di un gol dello 0-2. Poi tra i pali ci sono anche qui un altro cambio, perché lascia la partita il classe 2007 Garon, tanto Daricca conquista il pallone, rientra, Parrino la tocca, Castro Giovanni, entrato quindi in porta Morel, Mattias Ezechiel Morel, intanto Davi, e subito Morel dice di no, però questa volta avrebbe potuto dare veramente questo pallone a Russo, si trova a porta vuota, ma Davi ha cercato invece piuttosto di calciare, trovando però Morel. Daricca per Marretta. Daricca qui va via su Rosales, che dice anche di no, ma sembrava abbastanza evidente il tocco. Faccio pensare con Davi che batte rapidamente da Daricca. Collester cerca Russo ma non lo trova. Parrino è un 3 contro 1, non deve fare fallo Russo, dice mister Lopico, ma Parrino ancora! Stava inventando un poker incredibile il numero 10. Sta giocando una partita veramente straordinaria il 10. Tanti palloni recuperati, e infatti ci tiene subito a confermare questa statistica. Palla perfetta di Morel per la conclusione di Rosales, con Nicolosi che stava per quasi fare entrare il pallone, ma mette poi in calcio d'angolo.
poco preciso, è stato il portiere che compie la sua prima parata della partita. Morales gioca con il quinto adesso. Rosales a secondo palo, Parrino, e sbaglia forse il gol più semplice di oggi. Il 10 che non crede ai suoi occhi. Le finte di Capitan Marretta proprio sul 10. Davi. Daricca può puntare. Marretta. Scivola Daricca. Fa rientrare poi con la suola su Davi. Pressione molto alta di Perrino. Palla di ritorno ancora da Davi. Questa volta che sta giocando perfetto. Morel, Parrino, si può aiutare con l'esperienza. Capitan Marretta, Davi, Daricca. E adesso si può tornare da Russo. Vediamo se lo serve adesso con il tacco. Sempre molto elegante Vincenzo Daricca. Davi. Daricca. Rientra Russo. La tiene con la suola. Può calciare Russo. Se l'ha cercata. Tanto questa occasione, ma non trova ancora la porta. Giornata molto sfortunata qui per il giocatore in maglia numero 19. Tanto problemi con il pallone perché Fito dietro la porta, comunque piccolo problema tecnico da parte del campo che però tiene subito a smentirci e far ricominciare questa partita. Cazzo Giovanni, pressione di Daricca, lui cambia il gioco a cercare un inserimento di Rocca che comunque ringrazia il compagno. L'idea non era in realtà nemmeno male, forse avrebbe dovuto fare un po' più verso l'interno, ma l'idea comunque rimane. Davi per Daricca, ancora Davi col tacco, Daricca! Che gol hanno fatto i due? Ed è 2-5, la riapre il Palermo calcio a 5 al minuto 34 di gioco. Un'invenzione totale di Davi che viene cercato da Daricca che lo serve, poi lui l'aggancia dolcemente e con il tacco può ricordare un meraviglioso gol realizzato da Benzema con l'assist per Guti, l'assist di Guti per Benzema. Può anche essere un po' più recenti con l'assist di Kvaratskhelia per Di Lorenzo in Champions League contro l'Eintracht. Intanto si continua, Rosales, Nicolosi si gira, ma va bene così perché salva tutto. Questa uscita bassa, poi fa un cenno d'intesa anche con la panchina che ovviamente l'avrà caricato prima di questo match. In questo secondo tempo staffetta e ballottaggio aperto con D'Antoni, D'Antoni dal primo, però poi Daricca va giù, scontro con Rosales, uno sconto 3-2. Siamo in cartone. Ricca dice di aver subito un colpo, Marretta restituisce comunque il pallone. Rosales, Parrino, Marretta non lo fa girare. Grande quell'intervento da parte del capitano. Ci ha abituati veramente a tante di queste belle giocate durante tutta la stagione. L'arco della stagione è raccontata sempre attraverso questa piattaforma di Sportisili. Marretta, Davi, inventa l'inserimento di Ricca, molto intelligente, ma questa volta i due non hanno duettato. Rosales riesce a passare su Davi, doppio passo, si allunga e calcia soltanto esterno alla rete. Intanto fuori casa Giovanni, dentro Sergio Lopez, colui che ha sbloccato questa partita. Russo cercava il dribbling su Parrino che poi suona la carica, è un uomo di esperienza. Marretta in due, raddoppiano, non riesce nemmeno a passare Sergio Lopez. Può ripartire lo Sporting Alcamo che salta pure Daricca. Lopez palla per Parrino che cercava di trovare una sponda all'interno del rigore ma sbaglia. Poi Daricca si complica un po' la vita ma riesce comunque a passare. Daricca, palla che rimane in campo. Daricca, le finte, destro sinistro, vuole fare tutto solo, si complica questa volta troppo la vita Daricca. Deve orientare anche Parrino.
Punta da Ricca, salta Lopez da Ricca, vuole cercare il secondo palo i compagni, palla verso Davi, la prende però con la tibia Rosales e si riparte con Parrino proprio per Rosales che l'ha agganciato. Rosales Nicolosi, 2 tempi e poi la palla entra anche in porta. Incertezza da parte del giovane portiere e il risultato che adesso cambia ancora, 2-6 con il gol di Rosales che però forse potrebbe essere anche considerato come un noto gol da parte di Nicolosi, ma bisogna vedere forse l'ultimo tocco di chi è stato, perché sulla conclusione Nicolosi comunque sicuramente l'ha toccata, ma bisognerebbe capire se effettivamente poi Rosales ritorna sul pallone, se invece non c'è tornato. Russo va a passare in mezzo a 2, salta Parrino, adesso Marretta allo spazio, potrebbe calciare, ci pensa un attimo, poi le scarica Davi, Russo sul sinistro, calcia adesso, poi respinta da Ricca e Morel mette 2 volte il piede, poi sorride con i compagni. Tutte le classe 1997. Marretta da Ricca per Russo, si fa anticipare però da Monteleone che è ritornato in campo, per me un ottimo primo tempo, adesso vediamo come giocherà nel secondo. Ricca per Davi, compagna, scorta fuori il pallone Morel e poi si riempie il Tocia Stadium di pubblico. Il dribbling con Rocca che cerca il secondo palo i compagni, con Lopez essere inserito, poi Russo riesce a passare in mezzo a 2, Russo grande giocata ancora Russo, riesce a passare anche con il rimpallo e serve Davi che guarda la porta, Davi la parata e poi Russo non sbaglia questa volta l'attaccante, grande azione, aveva costruita praticamente da solo, vincendo un rimpallo ma anche e soprattutto facendo 2 bei dribbling, poi riesce a servire Davi che calcia sul portiere, Morel respinge ma poi la palla rimane lì. Facile tapin, probabilmente il gol più facile della sua carriera per Alberto Russo. 19. Monteleone si era spinta forse un po' troppo in avanti lo Sporting Alcamo nel tentativo di chiudere questa partita per fare il 7° gol, che però non è arrivato il terzo per il Palermo. Intanto Russo guarda porta ancora Russo e Monteleone dice qualcosa a Russo di giallo e giallo. Siamo in 2, Alberto. 4 azzurro e 19 rosa. Calcio di punizione quindi per lo Sporting Alcamo con anzi no, perché rimessa dal fondo effettivamente era tutto regolare. Russo che ha calciato sull'esterno, una grossa occasione per il 19, ha veramente tante volte la possibilità di timbrare cartellini. Messa alla fondo con Morel, intanto il gioco è fermo da qualche istante, si riprende con Monteleone e Sergio Lopez. Parrino, qui buona la difesa e la particolarità Marretta, ma chiaramente questa non è una notizia, ormai siamo abituati tutto il campionato a queste chiusure. Lopez l'anticipa ancora di Marretta e Parrino che si aiuta con le braccia. Ciccio, ti ha fatto Da Ricca. Ma lo poi me li sai puoi fare. Marretta da Ricca può puntare, vuole il sinistro, esce anche Morel qui, leva lo spazio a Da Ricca, poi viene chiamato ma non la può riprendere con i piedi. Infatti punizione in 2 con Marretta, Da Ricca, Russo. Però siamo con Giasto. il gioco è fermo ma non è stato dato il punizione in 2 perché c'è stato un rimpallo. Si continua con Da Ricca, Marretta, Davi, palla per Mineo appena intanto il posto di Russo per rifiatare l'attaccante con la maglia numero 19, Da Ricca, Marretta, Mineo, poi Davide a terra, Mineo, rimpallo,
Marretta, da Ricca. L'anticipo sbagliato, Davi, può guardare la porta, Davi al secondo palo per Mina che non arriva e buca l'intervento, ma grande azione ancora del Palermo che in questo secondo tempo sta crescendo tantissimo. Stato in campo anche Castro Giovanni, posto di Rocca, dovrebbe essere uscito. Ecco qui infatti Castro Giovanni con la punta, ma conclusione abbastanza da rivedere. Stato in campo anche Vincenzo Rizzuto al posto di uno stanco Davi, ma che stava giocando con una grande partita, ma anche per lui non è la prima della stagione chiaramente. Rizzuto, Rizzuto, Marretta, giro palla difensivo da parte della formazione rosanero con Rizzuto che cerca e ottiene l'altro Vincenzo da Ricca. Mineo, si inserisce Rizzuto che però come un elastico torna dietro. Da Ricca lo spazio, può puntare Lopez. Da Ricca vuole il destro, si appoggia Mineo, guarda la porta, può calciare con l'esterno, si appoggia Rizzuto, può cercare i compagni, li vuole anche trovare ma non riesce perché è ottima qui la chiusura da parte di Monteleone che sta giocando comunque una partita molto importante. Rizzuto, Marretta, da Ricca rischia tantissimo sulla pressione di Lopez, poi Marretta, poi lo scontro tra Rizzuto Lasciamo giocare. questo Giovanni. Dai ragazzi. Da Ricca cerca Mineo che però si fa anticipare da Lopez. Castro Giovanni, adesso pressione alta da parte di Rizzuto che perde però qui Castro Giovanni. Adesso l'uomo è su Marretta, Parrino può puntare Rizzuto, lo fronteggia bene. Lopez, Monteleone e ancora Lopez, centrale. Castro Giovanni gioca molto meno Sporting Alcamo adesso. Lopez rischia sulla pressione di Mineo, poi si appoggia dietro da Morel. Mattias Morel cerca. Tuzzolino rientra in campo al posto di Taricca. Mineo, riballo con Parrino che comunque lo favorisce. Marretta attende l'inserimento dei compagni, forse qualche movimento che non arriva. Sono due dalla stessa parte. Tuzzolino accarezza il pallone, si inserisce. Mineo, Marretta. Tuzzolino questa volta è scappato, adesso rispunta e Morel in anticipo capisce tutto. Tuzzolino, Marretta e poi Rizzuto. Le gambe, sai giù. Si torna dietro il capitano Marco Marretta. Tuzzolino con la suola, danza. Mineo, solito lavoro da pivot, ma deve cercare ancora il passaggio di ritorno. Però il 12 viene fermato abilmente nell'ottimo intervento da parte della difesa ospite che sta concedendo comunque molto poco. Tuzzolino si nasconde Mineo, infatti viene anticipato da Monteleone, poi salta anche Rizzuto. Sergio Lopez può puntare, vuole il sinistro, lo ottiene, poi calcia con la punta e Nicolosi questa volta compie una grande parata. Dopo forse non essere stato troppo preciso, la conclusione di Rosales. Poi la palla che buca, Parrino con la suola sinistro ed è ancora gol di Parrino. Il poker meritatissimo per l'attaccante che sta giocando veramente una partita sensazionale. 4 gol personali, risultato di 3-7. Partita che sicuramente si ricorderà, che rivedrà veramente attraverso i nostri schermi. Francesco Parrino, 4 gol, tutti giocando sempre con la suola e poi calciando verso la porta, insomma. Ha letto veramente tanti manuali di calcio a cieco, perché questo è un gol tipico nel mondo del futsal. Non cambiare. Castrogiani lotta contro Tuzzolino che prova a puntarlo ma non riesce. Gara sul 3-7 perché si fosse difensione in questo istante. Minuto 46 di gioco. Sporting Alcamo domina Alto Stadium. Parrino
poi in lotta, ma Tuzzolino riesce comunque a fermarlo. Adesso ritmi forse un po' più bassi, seppur le squadre siano con gli spazi più aperti. Parrini Buona, marca tu, sbaglia il disimpegno cercando di appoggiarsi su Lopez. Palla però termina fuori con Rizzuto, Mineo e qui Sergio, dai, errore anche per il 12 che però in realtà non è stato un errore perché è stata una deviazione, dunque ci correggiamo. Sì, Savio. Nel tempo si scalda anche Melodia Buona, Savè. Sporting Alcamo, ovviamente minuti anche per il giovane classe 2005 che si sta riscaldando proprio sotto i nostri E poi schermi. vai in uscita. Ci immaginiamo un suo ingresso Ok, nei minuti Ole, finali, Ole. anche per permettere a tutti comunque di scendere in campo, anche Bravo. soltanto lui. Accompagna, Lele. Vieni, Savio. Dentro Rosales, entrato in campo adesso al posto di Rocca. Anzi, di Castro Giovanni, chiedo scusa. Lopez, Parrino, passaggio molto rischioso, poi Lopez lavora bene con la suola, esterno. Rosales può puntare l'uomo, Rosales calcia, palla che termina fuori, esterno della rete con Nicolosi che aveva comunque visto questo pallone. Intanto Lupo è entrato in campo al posto di Capitan Marretta. Poi Mineo se la prende con il solo probabilmente, poi Tuzzolino calcia e Morel dice di non risponde benissimo sul grande anticipo da parte di Vincenzo Rizzuto che è un po' faticato oggi in campo. Mineo le finte, vuole apparecchiare tutto per una conclusione. Dai, via su. Tuzzolino, soglia di fondo, Lupo, grande lavoro per apparire lì, Mineo calcia, deviazione, calcio d'angolo, attacca il Palermo, minuto 49, mancano soltanto 11 minuti di gioco, poi sarà il fine match e soprattutto fine stagione per entrambe le due formazioni. Lupo cerca centralmente il passaggio verso Lupo, verso Mineo che non arriva, poi Morel pipina per Parrino che mette in gioco con il petto, aggancio sensazionale del 10 che sta veramente giocando una partita incredibile. Rizzuto dall'altra parte vuole saltare l'uomo ma non riesce e poi commette anche fallo su Morel. Lascia giocare. Rosales sbaglia qui con Tuzzolino che calcia, si stende Morel, ci hanno dato che la palla termina da fuori, si è disteso per evitare forse qualsiasi tipo di inserimento anche da parte degli avversari, cercando di coprire quanto più possibile il volume della porta. Tanto Nicolosi, Mineo buonissimo qui l'aggancio pregevole del 12, un 3 contro 2, Mineo col sinistro, Tuzzolino, deviazione, è fatto proprio nel momento peggiore. Rosales, time out chiamato dallo Sporting Alcamo, Tuzzolino va calciato con il sinistro, con la punta, ma la palla è stata sporcata leggermente prima, quasi un istante, un secondo prima probabilmente. Rosales che ha fatto una grande diagonale difensiva è tornato dietro, lo ha fermato. La palla infatti è finita anche in rimessa dal fondo. Intanto minuto 50 di gioco per chi si fosse sintonizzato in questo istante. Il centro del Total Stadium per salutare probabilmente la formazione di casa che dopo una buonissima stagione, che però occorre dire che chi ha seguito chiaramente tutte le partite per la classe 5 sa benissimo quanto il ha fatto perdere veramente tanti punti a Misterlo Piccolo che al termine di questa stagione comunque si troverà sempre in 10ª posizione di questo campionato, però con forse diverse, più che malumori, probabilmente molto rammarico, viste anche le tante partite con i risultati cambiati praticamente negli ultimi istanti di match. Basti pensare alla sfida contro la Veco qui al Tocha Stadium, no? Tante altre contro il Tiki Taka, per non andare troppo lontano, insomma, e tante altre con la punta Vucchia, rimembrare insomma la ragione di andata. Rosales contro il portiere, Rosales e Nicolosi, bravissimo che riuscire a dire di no alle 23 che era scappato su Tuzzolino.
Sporting Alcom invece che concluderà la sua stagione probabilmente al quarto posto in classifica, un quarto posto meritatissimo visto anche il gioco espresso da parte della compagine ospite. Una partita perfetta, lo dicevamo, forse dal punto di vista della classifica di quest'anno potrebbe non essere importante, potrebbero non essere importanti questi 3 punti, ma sicuramente non per il prossimo anno, perché avere un quarto posto quest'anno significa chiaramente partire la prossima stagione con obiettivi diversi. Rizzuto vuole rientrare, subisce fallo il dolore per Rizzuto. Rosales che chiede comunque subito scusa. Ed è giallo anche per il 23, quindi è il terzo cartellino della partita. Continua a riscattarsi melodia, mancano 7 minuti, ma se ci dà spazio per lui, se invece non entrerà il 3 calzetto, il 5. Calcio di punizioni con Lupo, ma anche Mineo sul punto di battuta, rimane lì Rosales, ma adesso il direttore di gara sicuramente farà rispettare tutta la distanza. Mineo e Tuzzolino stanno parlando, cenno d'intesa. Mineo per Tuzzolino, la tocca, poi col tacco, Mineo con la punta, non ha trovato la porta, poi Morel guadagna qualche secondo e fa subito ripartire i suoi con Parrino che si era inserito come sempre praticamente per lui tutta la partita, soltanto una sostituzione, non ci sbagliamo, ma dovrebbe essere corretto così. Polmoni d'acciaio probabilmente per il numero 10 che ha corso tutta la partita, non soltanto 4 gol ma anche tanti palloni recuperati, e questo infatti è un altro, l'ennesimo per Francesco Parrino. Partita incredibile, ripeto, non soltanto dal punto di vista offensivo ma anche dal punto di vista difensivo. Mineo, Rizzo con la suola sbaglia tutto. Così scrive 24. Parrino con l'esterno il tunnel Rizzuto, poi rientra anche Mineo, rimane a terra il 10. Calcio di punizione qui che ha orientato benissimo. Rizzuto comunque chiede subito scusa al suo avversario, tanta sportività, ciò che vediamo vedere chiaramente in ogni rettangolo di gioco verde, e non solo, chiaramente tutti gli sport dicono le regole nel fair play, della giusta condotta, l'educazione del rispetto e dei principi, dei valori di questo meraviglioso sport. Riesce a rientrare Rosales e poi la conclusione potentissima con Rizzuto che la salva sulla linea con il petto. Si sostituisce qui a Nicolosi, nel frattempo rimane giù per i crampi Sergio Lopez. Arriverà probabilmente un cambio con Castelgiovanni pronto a subentrare. Celestino! Signore! Ehi! Arbitro! Celestino, possiamo! Si chiede di poter fare entrare Castelgiovanni, sarebbe il quinto giocatore. Pronto anche il russo. Per far entrare lui, no il mio giocatore, lui! E poi tutto si è rialzato, un po' claudicante. Fuori Lopez, dentro Castelgiovanni. Uno degli ultimi cambi, manca 4 minuti e mezzo, insomma, veramente pochissimo. Gioca con il quinto, Morel. Il dribbling tentato, Rizzuto col sinistro, va giù, fallo ancora di Rosales e già Monito, e qui rischia però. No, è giusto! Rizzuto, Mineo, c'è lo spazio, può calciare, Mineo di potenza, Monteleone, può ripartire poi Parrino, può fare la sua manita personale Parrino, qui si allunga il pallone con Nicolosi che è velocissimo a fermare il 10. Che ha già colpito 4 volte. Tuzzolino rientra per Parrino, Rizzuto e ancora Tuzzolino, mezza 2 maglie blu, saggiamente torna dietro. Tuzzolino, Lupo, le finte, converte verso il centro del campo, poi Mineo. Tuzzolino. Io prima. Tuzzolino, Lupo, sua posizione col tacco, lascia lì, Tuzzolino, può puntare l'uomo, c'è Rosales, lo punta, calcia col sinistro e 2 volte
la tocca Morel ma non riesce a tenerla in campo, sarà dunque calcio d'angolo, doveva esserci riuscito per chiudere, non per il direttore di campo. Nino! Ok, secondo! Marcatura uomo, ne ascolta i tuoi Punto compagni. dietro, sì. Lupo, Concia piano piano, concia Lupo, Mineo, può puntare, vuole il destro, non glielo concede Rosales, adesso infatti serve Tuzzolino, si allarga per Lupo, Morel blocca. Da Ricca Queen, sì, taekwondo, Parrino, esce fuori, poi prova a rientrare, Lupo sull'ottima pressione da parte di Tuzzolino, poi il dribbling viene arpionato, però in maniera irregolare. Quinto fallo! Il quinto fallo, il prossimo dunque sarà tiro libero per il Palermo, calcio giocato Tuzzolino e Morel ancora una volta chiude benissimo, poi si concede anche un dribbling con il tacco, con Lupo che allontana il pallone, grande giocata di tecnica da parte del portiere mai numero 1 questo è 1197, intanto il cambio con dentro Melodia, la maglia numero 23, Rosales. Monteleone, Morel cerca di aprire per Parrino che prova un aggancio molto complicato, ma chiaramente conoscendo il giocatore aspettiamo questi agganci. Nicolo invio lungo per Russo, la aggancia con il petto, molto bravo qui a fare questo lavoro da pivot, poi si aggancia con questo Giovanni, calcia con potenza Tuzzolino, poi questo Giovanni con Russo, del cartellino giallo per questo Giovanni. Russo qui rischia tantissimo perché è uno dei giocatori già ammoniti. Minuto 59, gara molto corretta fin qui, nonostante 4 ammonizioni, ma da Ricca con la testa per Tuzzolino, poi Castro Giovanni, una grande gioca del 7, Parrino col petto, Monteleone, poi da Ricca chiude benissimo, stava per calciare praticamente a botta sicura il giocatore in mai numero 4. Con pantaloncino numero 24, poi il Russo cerca il compagno a secondo palo ma non li trova, poi Morel va anche in avanti con Castro Giovanni per Morel, chiude Nicolosi da portiere a portiere, ci hanno provato con il portiere classe 97 numero 1, Morel che si è spinto in avanti, ha calciato anche molto bene cercando di prendere in controtempo il proprio collega, il proprio avversario, ma senza riuscirci, però Morel sta facendo vedere che effettivamente con i piedi è un portiere che sa creare dell'occasione. Tuzzolino, centrale, Russo, a Tuzzolino, parte sguarnita, Tuzzolino può calciare, Tuzzolino! Lo sbaglio del 4-7, probabilmente sarà l'ultimo gol di questa stagione per il Palermo calcio 5 e lo fa con uno dei suoi giocatori più importanti, Giovanni Tuzzolino, stagione da incorniciare per lui, 4-7, gol che chiaramente sembra nulla, chiaramente il primo calcio 5 dal punto di vista della classifica può significare tanto per lo Sporting Alcamo, più che altro per poter anche tentare il prossimo anno una scalata verso le prime 3 posizioni. Intanto un minuto di recupero viene dichiarato al direttore di gara dopo 60 secondi, poi va giù Rocca. Bravo Nino, bravo Nino. Morel. Morel, le finte su Lucca, se lo salta brillantemente, prova a rientrare ancora, poi si accontenta di un calcio d'angolo, anche per non rischiare, scelta giusta effettivamente, da lì, calcio d'angolo con Rocca, manca veramente pochissimo, alza questo pallone per Monteleone che lo aggancia, aggancio difettoso, poi da Ricca c'è Russo, trova il pallone, poi la tocca Lucchese.
da terra, viene fermato Parrino, può attaccare la porta, lo ferma Lupo, ma con forse un po' qualche irregolarità che però di gara non ha fischiato, dunque infatti Parrino dice di aver subito anche fallo. Il di gara era molto vicino, intanto giallo per Fabio Lucchese, pensiamo che protesta di troppo, manca veramente pochissimo, adesso si è anche superato il tempo di recupero, dunque questa semplicemente termina la stagione e infatti con le triplice fischio finisce la partita, vince lo Sporting Alcamo in trasferta contro il Palermo Calcio a 5, risultato di 4-7 come potete benissimo vedere dai nostri teleschermi. Gara sicuramente molto spumeggiante, abbiamo visto tante azioni da una parte e dall'altra, due formazioni che non hanno pensato tanto a difendere ma piuttosto ad attaccare, ed effettivamente gli 11 gol totali che abbiamo visto oggi sono anche un po' la fotografia di questa partita. Finisce dunque la stagione di queste due formazioni, quarto posto per lo Sporting Alcamo che ha fatto una grandissima stagione, decimo posto per il Palermo Calcio a 5, una posizione che potrebbe far avere sicuramente qualche rammarico visti tanti punti persi per strada, ma che chiaramente dovrà essere presa forse un po' come monito per la stagione successiva. Noi vi ringraziamo e qui da Marco Genduso di Sportisili è tutto, vi salutiamo e alla prossima.